Allora, con l'architetto Franco Alberti del settore urbanistica della Regione del Veneto avremo qui l'anno prossimo il terzo simposio internazionale che riguarda il paesaggio terrazzato. Abbiamo visto esperienze molto importanti come quella della Cina, dove c'è un sito UNESCO, quella del Perù ed ora il Veneto. Come si presenta il Veneto a questo appuntamento del 2016? Il Veneto si presenta come capofila internazionale per affrontare il tema del paesaggio terrazzato, come in precedenza è stato affrontato nello Yunnan in Cina e a Cuzco nel Perù, dove ci siamo stati anche noi, perché siamo un po' il motore di questa alleanza internazionale. Da lì siamo partiti dalla Cina per affrontare insieme con una rete di esperienze un tema che è proprio anche del nostro paese, del sistema paese e anche del Veneto. Affrontare il tema dei paesaggi terrazzati significa affrontare un tema che riguarda l'agricoltura, riguarda l'idrogeologia, perché tenere in piedi paesaggi terrazzati vuol dire avere maggiori sicurezze da un punto di vista idrogeologico. I recenti fatti, non solo qui nel Veneto ma anche ovviamente in Liguria e in altre parti d'Italia, ce lo testimoniano. Quindi riportare le persone sui terrazzi vuol dire riportare le persone all'agricoltura, riportare le persone a un'altra dimensione che adesso diventa, fra virgolette, interessante anche da un punto di vista socio-economico. Architetto, in Veneto abbiamo degli esempi diversi, c'è il canale del Brenta, c'è la Lessinia, abbiamo visto poi anche altre realtà friulane e trentine, sono comunque realtà dove un'economia, diciamo, bisogna ricostruirla un po' da zero. Certo, abbiamo delle situazioni sicuramente differenziate. Dal 2005 al 2012 abbiamo fatto praticamente tutto il censimento delle aree terrazzate del Veneto, dalla provincia di Belluno alla provincia di Vicenza, alla provincia di Verona, aree ricche e meno ricche. Il Brenta è un'area sicuramente evocativa per il tabacco di un'economia passata. Un'area molto moderna invece è quella certamente della Val Policella, e certe parti anche delle zone del Prosecco mantengono ancorate a questa modalità di produzione agricola. Quindi abbiamo dei territori specializzati, dei territori di qualità in cui non sembra del tutto impossibile riproporre i modelli del passato in una chiave moderna, efficiente, ma soprattutto anche da un punto di vista economico, ripeto, interessante. I presidi sono una cosa che possono aiutare al ritorno a queste modalità. Ovvio, la presenza di slow food e dei presidi appunto alimentari saranno dei partner importanti in questa vicenda. Grazie.